Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate del ritardo, a Milano c'è un delirio quando piove. Allora, oggi, da quello che avete ascoltato, insomma, avete ascoltato questa canzone meravigliosa dei Beatles, Michelle, parleremo proprio di una bellissima ragazza, che aveva solo 17 anni e che si chiamava Michelle Caruso. Ne parleremo insieme a Virginia Ciaravolo, autrice del libro Femminicidi Giovani senza scampo, la storia proprio di Michelle Caruso, e a Daniela, mamma di Michelle, che ci raggiungerà tra un po'. Benvenuta Virginia, scusami tanto di averti fatto aspettare. Ci sei? Ciao, 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 ciao. ciao. Allora ricordiamo velocemente la vicenda. Siamo a Roma, una splendida giornata luminosa, come dici appunto nel libro, sono le 15:10 del 28 giugno 2023. E alle autoradio della polizia arriva la richiesta di dirigersi verso via Dosmè. Siamo più o meno in zona Prima Ehm, valle. Prima valle, infatti, infatti. Ehm, Perché c'è una segnalazione molto, molto particolare, cioè una cadavere che cioè una persona che trascinava un sacco dal quale fuoriusciva sostanza ematica, e poi probabilmente appunto conteneva un cadavere. Giunti sul posto, gli operatori arrivano appunto nel palazzo e notano appunto imbrattamento da sangue dappertutto fino all'appartamento numero 11, che era proprio l'appartamento dove era avvenuto di fatto questo delitto. Insomma, si scoprirà poi che quello in quel sacco gettato come un rifiuto era il cadavere della bella Michelle, e che poi era stato addirittura, vi ricordate, no? Questo lo ricordiamo tutti, questo particolare, messo in un carrello della spesa per essere appunto poi spostato. Diciamo che la verità, che poi pian piano adesso ricostruiremo, insomma, è che Michelle la sera prima era andata a trovare il ragazzo che abitava in quell'appartamento, appunto, e che lei conosceva e frequentava per riscuotere un debito di 60 € probabilmente. Forse era nata una lite, oppure semplicemente lui era arrabbiato con lei già prima e aveva deciso che avrebbe dovuto farla finita. Quindi l'ha coltellata con 23 colpi con una lama di 12 centimetri. Poi appunto l'ha avvolta in sacchetti dell'immondizia, trasportata in strada con quel carrello della spesa che tutti ricordiamo, trattandola come un rifiuto. Durante il sopralluogo della polizia scientifica viene trovata una pistola a giocattolo, però vabbè, lui ha utilizzato l'arma bianca. Le indagini svelano poi l'atroce particolare che lui, la sera prima dell'omicidio, aveva fatto delle ricerche su internet su quali fossero i punti vitali da accoltellare. Quindi, infatti, questo giovane è stato condannato, pur essendo minorenne, giusto Virginia, a 20 Sì, anni, sì, che è il non massimo proprio per i minori con rito abbreviato. E la non gli sono volta cos tribunale dei minorenni di Roma. sì, non gli sono state concesse le attenuanti, ehm, perché il collegio dice appunto che l'omicidio era stato programmato e definito nei minimi particolari, e anche in considerazione del suo comportamento processuale, si leggeva appunto nelle motivazioni, connotato dal reiterato tentativo di sminuire la gravità delle condotte poste in essere, dalla mancanza di ravvedimento non ravvisabile nel tentativo, vabbè, di mostrare pentimento con una lettera. Poi ne parleremo magari con Daniela di questa lettera. Allo Ah, non c'è, non sta bene. Vabbè, niente, allora parliamo con Virginia. Virginia, questa storia, perché ti ha colpito così tanto, da decidere poi di scrivere un libro, e perché, appunto, poi decidi da questa storia di partire ad una disamina, della criminalità giovanile, ma più che della criminalità giovanile, proprio di questo tipo di femminicidi giovanili?
Allora, intanto Laura, io mi occupo da Sì, tantissimi anni di violenza maschile sulle donne, quindi certo. insomma rimango in casa, Sì, nel sì. senso che questa è materia mia personale. La Sì, tra violenza l'altro Virginia maschile sulle l'abbiamo già donne avuta è ospite una qui. tematica che mi appartiene. Sì, sì. E ho scritto tanti libri Sì, e mi sono occupata di violenza sessuale sulle sì, donne, di sì, violenza in generale. Questo è stato uno dei femminicidi, a mio parere, più turpe. Quando sì, accade quel 28 giugno e questa notizia, tu che ti occupi sì, di certo. cronaca nera, insomma, irrompe in tutte le radio, in Sì, tutti i telegiornali, la notizia chiaramente ha procurato un dolore indicibile in tutti perché fu una notizia cruenta, terribile, proprio colpì l'immaginario, proprio l'idea di una ragazza trasportata sì, come un rifiuto, come sì, una cosa, come un oggetto all'interno di questo carrello per essere buttata al macero. Quindi prima il dolore e poi l'indignazione. mm, Poi ti dico la verità, Primavalle è un quartiere limitrofo a quello dove abito. Poi accade qualcosa di particolare. Io faccio parte di un'associazione sì, conosciutissima nel Lazio, Salva Mamme, Salva Bebè, che è poi l'associazione dove noi regaliamo i proventi di questo libro. I proventi di questo libro andranno a bene, questa azione e dopo pochi mesi mi capitò di andare ad una di queste sì, presentazioni dell'associazione Salvamamme e mi capitò di conoscere e di incontrare mamma sì. Daniela e quindi lì ci fu questo incontro quasi catartico dove incontrai questa mamma che mi toccò profondamente. Daniela, per chi l'ha conosciuta e la conosce, è una donna magrissima, peserà sì o no 30 kg, è tutta ai occhi e in questi occhi si nota un dolore profondissimo, sono occhi dove tu ti perdi dentro. Ecco, Quel giorno, scusati Virginia, se ti fermo un attimo, volevo leggere un attimo proprio per far certo, capire questa cosa che stavi dicendo tu. certo, Hai fatto benissimo a ricordare, insomma, anche che i proventi del libro andranno all'associazione. Ehm, il libro si apre con una lettera dei genitori di Michelle, questo è molto esattamente. bello. Siamo i genitori di Michelle Maria Causo, una giovane ragazzina di appena 17 anni. Quello è l'altro motivo per cui ci ha colpito, no, la giovane età della ragazza, la cui vita è stata tragicamente spezzata da un agito di violenza inaudita e inaccettabile, il femminicidio. La nostra vita è stata completamente sconvolta da un dolore senza fine, un dolore indicibile che si manifesta ogni giorno, facendoci sentire ancor più la mancanza della sua risata argentina, dei suoi sogni in continua evoluzione, della luce radiosa che illuminava le nostre vite e che di quelle di chi la circondava. Questa straziante sofferenza che ci accompagna ogni minuto della giornata ha fatto sì che nascesse in noi il desiderio di condividere la sua storia e con essa l'importanza fondamentale di affrontare in modo chiaro e consapevole il tema della violenza maschile sulle donne, un orribile problema che affligge la nostra società. Cioè, io trovo che sia meraviglioso da parte di questi genitori, ma devo dire la verità anche di tanti altri che ho conosciuto ed incontrato e anche intervistato qui, di volersi impegnare per gli altri, no, come i genitori di Giulia Cecchettin, cioè il Esatto. papà di Giulia Cecchettin, ma anche i genitori di Giulia Tramontano, i genitori di Sara Campanella proprio ultimamente che hanno detto la stessa cosa. Quindi è proprio questo che io, credo che sia molto importante. Ovvio che ogni genitore vive, no, tu sei una psicologa, quindi cioè capisci, no, ognuno elabora il lutto come desidera e come sente, no, loro probabilmente in questo, non so, dimmi tu se è così, se sbaglio, in questo volersi impegnare per gli altri, probabilmente trovano un motivo anche di vivere, no, e di far rivivere la loro figlia. Assolutamente sì, è proprio questo quello che li ha spinti, perché poi in punta di piedi io ho proposto Sì, questo racconto che è stato, ripeto, un racconto
racconto anche doloroso da un lato, perché si tratta di ripercorrere dei Sì, momenti anche atroci per sì, loro, però è un modo anche sì. per far rivivere Michelle, il ricordo della loro figlia incontra altre persone, per cui questo nome viene raccontato e rivissuto attraverso il ricordo e attraverso le parole, come stiamo facendo oggi, e quindi Assolutamente sì. diventa bellissimo. Ci sono anche delle immagini che ci hai, insomma, inviato molto belle di Michelle proprio da quando era bambina, con la sua mamma, col suo papà e poi tutta la sua evoluzione da ragazza. Ecco, tu che idea ti sei fatto? Chi era Michelle quando è successo quello che è successo? Che vita faceva? Allora Laura, vedi, è accaduta una cosa molto bella e questa è stata una mia scelta molto personale. Io non ho mai voluto, all'interno del libro, non c'è solo la Michelle del caso di cronaca, c'è Certo, anche quella perché era giusto e corretto certo. che ci fosse anche quella perché è bene che ci sia, però io ho voluto Sì, che non ci fosse solo commemorazione e ricordo, ma ci fosse anche Michelle. Ho scoperto anche tante affinità. sì, Ho scoperto che, per esempio, Michelle amava Napoli, la mia terra dai. d'origine, e che 2 giorni prima aveva voluto trascorrere il suo compleanno nella mia città natale perché l'adorava. Ho scoperto che Michelle voleva diventare criminologa come me No. e che seguiva tutte le trasmissioni e i Oh, casi di cronaca perché era appassionata, che lei frequentava l'istituto ah, socio-pedagogico e sì, voleva andare all'università e studiare psicologia. Ho saputo, Michelle era quella degli outfit buffi, amava gli animali, aveva questa cagnetta che adorava, che era una ragazza generosissima e si faceva in quattro per per gli gli amici, altri. era la confidente fidata di Sì, tutte le amiche che avevano le pene di cuore. Esce anche un profilo. Peraltro, Laura, abbiamo voluto, siccome abbiamo ritrovato i diari di Michelle, che abbiamo bello. anche Sì, consultato all'interno del profilo, ci sono altre coautrici, abbiamo consultato una grafologa forense sì. che ci ha fatto il profilo di Michelle grazie a questi diari che abbiamo ritrovato. Eh sì, no, infatti cioè allora, io l'ho letto il libro, quindi è molto, molto interessante, per cui dico di leggerlo, perché non è solo, tra virgolette, "una storia di cronaca", ma c'è molto, molto altro. E infatti, a questo proposito volevo dire, invece, lui chi era? Perché poi chi era 'sto tizio? Come aveva fatto a conoscerlo? Allora, anche per quanto riguarda lui, ti dico, abbiamo utilizzato una forma che è una forma anche di sensibilità, Sì, Laura, nonostante lui era minorenne sì, all'epoca, perché aveva anche lui 17 anni, sì, poi è diventato sì. maggiorenne e ha avuto i suoi 20 anni che ben meritava, lui abbiamo voluto utilizzare una forma di Mh, educazione e di sensibilità. All'interno del libro mettiamo sempre il sì, suo le nome iniziali. mutato proprio perché insomma vogliamo comunque tutelarlo. Mh. E lui era un disadattato Sì, capace di intendere e di volere, certo. perché ha avuto una perizia Sì, sì, psichiatrica da Ferracuti, che è un grande sì, sì. professionista, ma era un disadattato. Era di origine singalese, ma non c'entra nulla perché poteva No, essere certo. tranquillamente un È italiano, nato qui che è stato abbandonato dal eh. papà, che ad un certo punto è stato rimpatriato, cresciuto da una madre che comunque ha dovuto fare da madre e padre, doveva lavorare come colf. Lui ad un certo punto, pur essendo iscritto ad un istituto scolastico, non lo frequentava, bighellonava l'intera giornata, voleva andare solo in palestra, era dedico a piccoli furti, dava fastidio a scuola, cercava di rubacchiare anche Possiamo all'interno dire della che scuola. era un target, diciamo per la Michelle crocerossina, insomma, che aiuta gli altri, che si fa in 4 per gli altri, in un certo Diciamo una senso. cosa, Laura, che era stato già Eh. attenzionato, ma che non si erano presi i provvedimenti giusti. Questo lo possiamo dire, si poteva fare Mh. di più Ecco, perché aveva avuto già delle piccole attenzioni già dalla scuola. Diciamo, la certo, direzione certo. aveva segnalato dei Sì. comportamenti e vi erano dei piccoli precedenti che potevano Ma allertare le mh. autorità
e non è stato fatto Ma nulla. lei E aveva paura di questo ragazzo? Ne aveva parlato con qualcuno? Michelle era una tosta. Ah, Michelle era una tosta ed era una dritta, lui l'ha presa alle spalle. ah. Quindi lei comunque, vabbè, okay, questo è nel cliché. Io ne racconto tanti, ho anche scritto un libro anch'io su Giulia Tramontano, quindi Lo non è so che che tu sei brava. bisogna, cioè non è che devono esserci per forza i segnali o i maltrattamenti Esatto. prima o le violenze prima, perché proprio questo è il punto, no, questo è il punto. Lui, fa anche una cosa, secondo me, non so se poi mi sbaglio, ehm, che viene un po' anche seguita, da qualcuno, cioè un po' una specie di vittimizzazione secondaria, cioè quasi, dà la colpa a lei perché si dovevano vedere per questo debito e quindi poi la gente, in un certo senso alcuni, hanno pensato che se la fosse cercata. Mi sembra di ricordare un po' questa cosa qui, della vittimizzazione No, ma secondaria. lui non solo allora, lui intanto nel corso di tutte le indagini mistifica, Certo. bugiardo Sì, matricolato, poi fortunatamente classico. all'interno del libro scrive anche la polizia postale, la verità emerge in tutta la sua limpidezza, non solo lui dice delle bugie, lui cerca di uccidere Eh, Michelle il giorno prima tendendole un tranello e dandole appuntamento in un posto buio. Michelle per puro caso quella sera non va incontro alla morte, ma ci andrà il giorno dopo in un appuntamento a casa sua, se no sarebbe morta il giorno prima. Lui la irretisce mandandole delle foto con banconote false prese da internet, dicendo guarda c'ho anche ce il li ho i resto da soldi. darti. Sì, sì, Poi sì. c'è la storia della ricerca dei punti vitali. Lui aveva già deciso, Deciso. ma poi lui dice bugie sulla pistola, racconta Sì. che Michelle gli aveva puntato la Sì, scacciacani, sì, mentre in realtà ricordo. quella era sua. Lui racconta di una Michelle come una grande spacciatrice, come se la Infatti. pistola fosse sua, denigra questa ragazza e la Sì, uccide 2 sì, volte. sì, Lui sì. era un piccolo Sì, criminale in sì, sì, erba che voleva fare la grande scalata, sì, quindi un grande mistificatore sì, che sì. fortunatamente il È stato Tribunale dei fermato. minorenni non Mh. ha mai Mh. creduto. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sara era importante. Troverò e ucciderò chi ha ammazzato mia moglie. Abbiamo trovato qualcosa in cui sei bravo. Non sei un assassino, Charlie. Hai considerato ciò che faccio bene? Operazione Vendetta al cinema. Gerusalemme, Gerusalemme. La mia casa dovrebbe essere casa di preghiera. Ne avete fatto un covo di briganti. Chi ti ha dato l'autorità di comportarti in questa maniera? Io stesso! C'è un problema. Gesù agisce completamente al di fuori della nostra giurisdizione. Guai a voi, maestri della legge e farisei! Fermati subito! Il mondo sta cambiando e Gesù ci sta mostrando il modo di redimerlo. I farisei hanno deciso di arrestare Gesù di Nazareth. Razza di vipere! Come potete pensare di evitare i castighi dell'inferno? Ah! The Chosen, ultima cena al cinema. Questa è Floreana? Cosa si aspettava? Il paradiso? Qui la vita è orribile, è frustrante, e il fallimento è inevitabile. Vi presento l'Hacienda Paradiso. È qui che la costruiremo. No, il suo morso può ucciderti.
Ogni cosa su quest'isola può ucciderti. È il momento di scegliere. Bye bye. Voglio che se ne vada dalla mia isola. Questa non è la sua isola, è la mia isola. Eden di Ron Howard. Officine Ubu presenta il nuovo film di Roberghi Di Guion. Mi può firmare qualche assegno in anticipo? Come vuole. Una commedia che vi ruberà il cuore tra i vicoli di Marsiglia. Mia madre fa la badante e ha rubato degli assegni a suo padre. Beh, ora che ha trovato un pollo da spennare. Non avevo l'impressione di derubarli. La Gazza Ladra, dal 17 aprile, al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati a parlare della storia di Michel Caruso, ma anche di tanto altro, lo scoprirete con Virginia Ciaravolo, espertissima di femminicidi, nonché criminologa, psicologa forense. Virginia, stavi raccontando appunto cioè, di quest'opera di vittimizzazione secondaria terribile che ha fatto questo ragazzo che ha ucciso appunto Michel 2 volte, anzi 3 direi, perché poi secondo me anche quel tentativo goffo con la lettera letta mi ricorda tanto Alessandro Impagnatiello, non so se sei d'accordo con me. Ecco, anche questo è un poi sintomo insomma di narcisismo. Anche Parti, il femminicida di Ilaria Sula. Sì, certo. Somiglia moltissimo come lettera a quella di Michel. Ah, c'è un ascoltatore che vuole intervenire. Sentiamo Certo. cosa ha da chiederci, perché poi dobbiamo parlare anche di tutto quello di cui parli nel libro, cioè di questi fenomeni a livello insomma giovanile. Pronto? Eccoci. Sì, pronto. Buonasera. Pronto? Sì, Buonasera, sono Walter, Friuli Venezia Giulia. Ciao. buonasera Walter. Allora, io mi sono occupato a livello di volontariato come presidente di un'associazione di familiari, si chiamava Psiche Friuli, non si chiama più adesso Psiche Friuli, perché dopo 25 anni, circa 30, l'abbiamo chiusa, una delle prime in Italia. Peccato, interessante. Sì, peccato, ma purtroppo la legge sul volontariato ci ha messo nelle condizioni di avere più burocrazia che altro. Lo so. E questo bisogna sempre ringraziare comunque gli amici della sinistra, perché quella legge lì l'hanno fatta loro. Molte associazioni in Friuli Venezia Giulia a un certo punto hanno smesso, molti volontari, perché hanno capito che non si poteva prendersi delle Ha responsabilità. da chiedere qualcosa alla dottoressa Ciaravolo? Vuole chiedere qualcosa? Allora, io volevo più che altro, adesso la storia l'ho ascoltata, sentite, abbiamo avuto anche noi dei casi, diciamo, pericolosi, con delle persone che avevano appunto questi non equilibri, quindi o con bambini o con anche donne, eccetera, eccetera. Allora, che cosa facevo io e cosa facevamo noi come volontariato? Facciamo incontri a livello regionale, nei quali dicevamo: fate una cosa, vorrei che l'appello fosse fatto al di là della storia che chiaramente è da libro e compagnia bella. Facciamo un appello proprio come Radio Libertà. Queste persone, quando uno le vuole aiutare, perché non le deve aiutare? Può anche aiutare, però ricordatevi sempre di andare in due, hai capito? E tenere, bisogna sempre essere in due, mai da soli. Perché quando si è da soli, anche queste persone possono, come dire, in qualche modo, se poi questo faceva anche palestra e compagnia bella. Quindi il consiglio che diamo, io adesso la situazione non c'è più, come volontariato familiare, cosa è accaduta nell'associazione, la puoi vedere ancora su internet, era un'associazione che è esistita tra i primi in Italia, tra l'altro. Ecco, il consiglio era quello, ma questo era un consiglio che veniva anche dalla psichiatria. Va bene, grazie. Adesso lo passiamo alla dottoressa Ciaravolo, grazie mille. Al di là del racconto, direi che, come dire, rendiamoci utili come Radio Libertà. Perché no, grazie. Ecco, cosa ne pensi Virginia? In effetti è vero, io ricordo quando è successo il caso di Giulia Tramontano, la PM, quando ha fatto la conferenza stampa, avevano arrestato Impagnatiello, ha detto non bisogna mai andare all'ultimo appuntamento. Vabbè, io non sono tanto d'accordo, nel senso che comunque nel suo caso era a casa sua, lei stava tornando a casa sua, non è che stava andando all'ultimo appuntamento, stava andando a dirgli che lo voleva lasciare. Allora, quindi... io
Forse doveva salire con la suocera, ma tanto l'avrebbe ucciso un altro giorno se non l'avesse uccisa quel giorno. Allora, io ti devo dire la verità, io vorrei lottare affinché mi sia data la libertà di scegliere dove andare, quando andare e come andare. Io non vorrei né guardie del corpo né compagnia, vorrei essere libera. Lotterò affinché avvenga questo. Poi è chiaro, bisogna essere saggi, bisogna guardarsi intorno, ma non ho bisogno di accompagnatori. No, io credo che il punto fondamentale sia far capire alla gente, ed è questo che ancora la gente vedo che è che ormai non è che sempre ci sono che ci sono dei segnali lampanti, cioè ora sì, perché stiamo facendo opera noi, tu, la dottoressa Bruzzone e tanti altri, stiamo cercando di far capire quali sono i segnali da riconoscere per evitare questo tipo di personaggi, no? Però una volta non è che potevi sapere che andavi a casa per riscuotere il debito e poi questo ti ammazzava, non è che potevi sapere che andavi a casa per dirgli che non lo volevi più e questo ti ammazzava, giusto Virginia? Cioè secondo me un po' bisogna agire su questo. Ecco, a questo proposito abbiamo fatti un quarto d'ora. Nel libro tu esamini molto molto bene, molto approfonditamente invece il fenomeno proprio della violenza giovanile a 360 gradi. Adesso ci interessa, diciamo, questo aspetto delle relazioni, però anche a 360 gradi, perché poi non ci sono solo i femminicidi, ma c'è tanto altro, come vediamo tutti i giorni. In pillole ci puoi dare qualche dato e diciamo che cosa si sta facendo a livello di prevenzione, perché questa è la cosa più importante. Intanto diciamo una cosa che sembrerà strana: i reati giovanili non sono in aumento e sembra strano, ma quello che accade e che invece ci fa spaventare, Laura, che sono diventati molto più violenti quelli che accadono, esattamente, e soprattutto quello che ci preoccupa, che si è abbassata l'età dei minori che delinquono. Questo è quello che accade, però è anche vero, come per il mestiere che faccio, io ti devo dire che quella è l'età, allora il range di età per i reati giovanili va dai 15 più o meno ai 25, quello è il range d'età che noi prendiamo in considerazione. Se noi prendiamo un range d'età dai 15 a 18, quella è l'età in cui la pulsione aggressiva è massima, per cui noi se ci troviamo, quando noi vediamo un femminicidio tipo quello che è accaduto, parliamo degli ultimi, di Sara, oppure parliamo quello di Ilaria, abbiamo una pulsione aggressiva massima. Quelli però sono già più grandi, no? Esatto, sì, però la pulsione, diciamo, è massima e lì è difficile, oltre ad una violenza insita che può venire da tutta una serie di situazioni. Noi diciamo sempre che i femminicidi sono trasversali, quindi non è una questione legata ad uno stato sociale, ad una mancanza di cultura o meno, la possiamo trovare in qualsiasi tipo di latitudine. Aggiungiamoci anche un'aggressività pulsionale derivante dalla giovane età, che tu non tieni imbrigliata. Poi mettici dentro i social che comunque inneggiano una certa tipologia musicale, una musica trap, i social che ci impongono una famiglia comunque con un modello educativo di tipo violento. Quindi poi c'è comunque anche una situazione, noi vediamo in giro tutta una serie ed una tipologia di giovani, non lavorano, non vanno a scuola. Ricordiamoci ancora una volta un'altra cosa importantissima: c'è un disagio psicologico giovanile non visto, non decodificato, che gira, che vaga. Ma i dati più o meno... Ti ripeto, i dati sono confortanti. Il problema della violenza è in diminuzione, non sta aumentando.
è sotto, almeno i dati del Viminale ci dicono questo, solo che i fatti violenti che accadono sono diventati più efferati, quindi vuol dire che questa violenza è diventata più esplosiva. Ecco, io credo che in questo momento ci sia un po' di attenzione, almeno questo lo vedo anche dal ministro, per esempio, dell'istruzione, diciamo sulla prevenzione, no, sull'educazione al rispetto, no, di cui tanto si parla. Io ho fatto l'insegnante tanti anni nelle medie e posso dire davvero che c'è bisogno di quello proprio perché, di quello, ma a livello proprio totale, non solo nei rapporti tra, ragazzo e ragazza, ma anche tra ragazzi in generale. Che cosa si può fare, diciamo, in età, diciamo, minore, ecco, parliamo dei minori, perché sulla prevenzione del femminicidio tra i maggiori diciamo che più o meno abbiamo capito che dobbiamo imparare a decodificare certi comportamenti, certi segnali, ma sui minori cosa possiamo fare? Laura, quello che colpisce di questi ragazzi è la totale assenza di empatia, Ecco, di sensibilità. ecco. Probabilmente quello che è accaduto è che li abbiamo lasciati forse un po' troppo da soli, Sì. per cui e forse loro stessi si sono chiusi in questi loro mondi, per cui non sono più allenati a parlare tra di loro, per cui sono diventati freddi, glaciali e anche il concetto di morte ha perso la sua sacralità, è la stessa identica morte che avviene in un videogioco, ha perso la sacralità, io ti uccido e quella morte è la stessa identica di quella che io faccio come quando gioco in un videogioco. Quindi uccidere un'Ilaria e metterla una valigia e buttarla da un dirupo è la stessa identica cosa e dopo tranquillamente vado a mangiare una piadina. Stessa cosa questo qua, no? Minima pietà, esatto. Stessa cosa questo qua, perché poi questo qua, cioè l'assassino di Michelle poi, ha detto balle fondamentalmente, no, non è questo l'ha uccisa, l'assassino di Michelle ha ucciso Michelle con 23 coltellate, si è seduto sul divano, si è goduta la scena, lui ha detto che si è seduto e si è goduto la scena fino all'ultimo spasmo di Michelle, poi è andato a comprare i sacchi, l'ha messa dentro, se l'è caricata sulle spalle e ha sceso le scale. L'ha messa nel carrello, Capito? Sì. 17 anni, quanti anni aveva lui? 17 anni. 17 anni, no, questo è importante, no? Ricordiamo anche, visto che ci troviamo, ti chiedo una valutazione sul ragazzo che ha sterminato la famiglia a Paderno Dugnano, il papà, il fratellino, prima il fratellino che diciamo in tutto oltre 100 coltellate in quel caso. Ecco, in quel caso il classico bravo questo era un mezzo, insomma, disadattato, ma quello lì era il classico bravo ragazzo, bravissimo a scuola, normale, famiglia per benissimo, anche economicamente messi bene, era andato in vacanza in barca a vela coi genitori e tutto quanto, apparentemente amato e coccolato, e poi fa quello che fa perché? Laura, in quel caso lì io non mi sento di dire nulla perché chiaramente non conosco il ragazzino e quindi veramente non so nulla, però ti dico una mia sensazione a pelle. La mia sensazione a pelle è che lì davvero forse ci troviamo di fronte ad una pentola a pressione in cui è stato scoperchiato il coperchio e lì forse davvero c'era un disagio profondo che non era stato visto e a volte i genitori per troppo amore non vogliono vedere. E lì è saltato il coperchio ed è uscito tutto. Anche il numero di coltellate ci raccontano di una rabbia infinita, tu poi lo sai perché davvero tutti i giorni ti occupi di questo. Il numero di coltellate ci racconta che probabilmente era tanto
che questo ragazzino covava dentro un odio profondo e non ha retto più. Un odio alimentato anche in questo caso, anche lui da certe frequentazioni su web, dai social, e poi diciamoci anche il lockdown ci ha messo il suo, Per questo ti dico, ci sono in giro tanti problemi psicologici non visti e non decodificati. Il problema della salute mentale è un problema grandissimo di cui lo Stato deve farsi carico, perché noi corriamo il rischio di tanti possibili killer in circolazione e poi non possiamo fare il pianterello greco. Senti, quindi adesso a questo punto come siete impegnati nella prevenzione con attraverso questo libro? So che insomma siete in giro per l'Italia, anche nelle istituzioni che vi hanno accolto. Devo dire la verità, anche noi, infatti Martina Semenzato, no, che è la presidente della commissione, mi sembra, per la parità di genere, ci aveva appunto invitato anche a presentare il libro alla Camera, quindi perché le istituzioni sembra che siano più attente adesso, non possono più non vedere questo fenomeno. Le istituzioni ci hanno accolto a braccia aperte, siamo stati alla Camera, l'altro ieri eravamo al Senato, a giorni siamo al Campidoglio e poi via via in giro per l'Italia, nella mia Napoli. Poi insomma nelle varie università stiamo facendo un bel giro. Devo dire che Michelle sta ricevendo grossa accoglienza e questo risponde anche alla tua domanda iniziale. I genitori sono straordinariamente felici attraverso questa accoglienza, vedo nei loro occhi la gioia perché la loro Michelle corre di bocca in bocca ed è un po' un modo per riportarla a loro. Io credo che la memoria poi anche quella non dobbiamo, e a proposito di questo devo dire che nel libro si ripercorrono anche altre vittime, insomma, perché sono tutte diciamo sullo stesso piano purtroppo, anche se poi ogni storia è una storia a sé, però è giusto ricordare anche le altre vittime, e tu lo hai fatto appunto. Certo. Ma quell'anno è stato l'anno, Laura, di Giulia Cecchettin, di Giulia Tramontano, di tantissime, per questo femminicidi giovanili senza scampo. Il 2023 è stato un anno terribile, quello di Michelle Causo e di tante altre. Aurora. Proprio da lì, Aurora, 13 anni, un anno terribile. Ecco, ricordiamo anche che la prefazione di Dacia Maraini, che tra l'altro avevo segnato una cosa che dice, che mi era piaciuta, vediamo se la trovo, ho sottolineata. Ecco, dice che appunto il libro non si limita a raccontare con dovizia e scorrevole tecnicità la storia di un femminicidio, ma allarga lo sguardo all'analisi del fenomeno, riportando sondaggi, dati e studi sociali, psicologici e giuridici, perché osserva la violenza di genere e la cultura dello stupro sono ormai fenomeni strutturali radicati nella nostra società e come tali vanno affrontati, è vero, è vero. Vanno affrontati dal punto di vista della vittima e anche del carnefice, no, perché questo ragazzo probabilmente, se fosse stato curato e poi anche attenzionato dalle forze dell'ordine, no? Esatto, quello che ti dicevo prima, no? Lui aveva dato delle avvisaglie che per incuria non sono state viste perché era stato denunciato dalla scuola e poi c'erano anche altre cose, insomma ci sono ancora altre cose all'atere di Michelle molto gravi che saranno viste e che potevano fare un po' da campanello d'allarme e non sono state viste e ahimè si poteva salvare Michelle? Probabilmente sì, Laura. No, questa è una cosa incredibile che stai dicendo, però quante volte capita, no? Quante volte capita. Quindi qual è l'appello che possiamo fare a questi giovani, magari a quelli che rischiano di diventare vittime o
carnefici. L'appello è sempre quello, che noi ci siamo, che lo so che è difficile, però noi ci siamo, rivolgetevi magari a qualche fratello più grande, a qualche amico, anche ad un professore se andate ancora a scuola, ad una radio, chiamare te, chiamare chiunque. Noi ci siamo e siamo pronti ad ascoltarvi, ad indirizzarvi, ad aiutarvi. Noi ci siamo sempre, anche se volete rimanere in anonimato, noi siamo pronti ad ascoltarvi. Sì, infatti quello che dico anch'io, cioè le ragazze devono parlare, devono raccontare prima che poi accada il peggio. Non necessariamente uno psicologo, anche se secondo me sarebbe dopo che tutti avessimo lo psicologo di base. Poi so che in Regione Lombardia comunque si sono fatti dei passi avanti da questo punto di vista, però non so bene poi a chi viene concesso, cioè devi avere un ISEE poi di un certo tipo, però Certo. io credo che lo psicologo di base dovrebbe essere proprio come il medico di base oggi, no? Esattamente. Senza paura, senza vergogna, perché è semplicemente una persona che più di un amico, più di un parente ti può aiutare davvero. Ma noi lo facciamo, a volte non c'è bisogno comunque, a volte noi lo facciamo anche gratuitamente, Laura, Infatti. Basta rivolgersi alle associazioni, basta non avere paura, non avere vergogna, ecco. Io credo che i giovani debbano uscire un po' dal guscio, ecco. Esatto. Più degli altri. E comunque vabbè, credi che questo libro poi possa diventare qualcos'altro per ricordare Michelle? Non lo sappiamo ancora, siamo appena agli inizi, è uscito l'8 marzo, quindi siamo ancora, per il momento lo portiamo nelle scuole, diventerà un laboratorio di lettura, quindi siamo agli inizi, siamo in work progress e quindi partiamo. Adesso siamo, ripeto, nelle prime presentazioni e quindi piano piano, poi vediamo. Benissimo, allora in bocca al lupo al viaggio di Michelle e questo bellissimo sorriso che stiamo vedendo, non dimentichiamola mai. Lei insomma gettata come un rifiuto in un carrello della spesa, però adesso può diventare uno stimolo per tante ragazze e tanti ragazzi. E grazie soprattutto a Virginia, al suo impegno, grazie ai genitori di Michelle insomma continueremo a parlare di questi temi. Grazie Virginia, alla prossima. Grazie Laura, grazie, buona serata. Grazie. Avete ascoltato Giallo Radio Club.